Amici di Veneto Globo, eccoci, siamo rientrati nel nostro studio allestito qui a Cison di Valmarino per l'occasione della 39esima edizione di Artigianato Vivo, e per l'occasione abbiamo voluto invitare degli ospiti che questa sera saranno qui vicino alle Case Marianne ad esibirsi e a suonare, ed ecco, quindi vado a presentarvi Massimo Francescon e la sua band. Vi presento il resto della band. Abbiamo Ludovico Antiga con noi alla batteria, Marco Dassi al basso, Alberto Turchetto alla chitarra acustica e Antonio Moretta alla chitarra elettrica. Allora ragazzi, bentrovati qui su Veneto Globe, ma bentrovati anche a Artigianato Vivo, perché se non ho capito male questa è la vostra prima esperienza in questa manifestazione, vero? Esatto, per la prima volta siamo qui e ne siamo onoratissimi. Dopo 6 anni che ci conosciamo, tutto sommato, la festa è bellissima, il contesto è perfetto, noi proponiamo musica cantautorale, quindi ci siamo, ecco, possiamo venire a dire le nostre cose anche qui in una bellissima cornice qual è quella delle Case Marianne. Ecco, a proposito, hai detto, no, un contesto cantautoriale, quindi diciamolo, Massimo Francescon è un cantautore che inizia la sua esperienza quando? Ma una decina d'anni fa all'incirca come solista, poi piano piano con conoscenze, collaborazioni sono riuscito a portare in scena una realtà più completa che è questa, insomma, da 6 anni appunto, che è quella della Massimo Francescon Band, dove io scrivo i pezzi e i miei cari amici musicisti fanno tutto il resto. Chiaramente, ecco, ci vuole sempre una mente e il braccio, come si suol dire. Ora, noi sappiamo che Massimo Francescone e chiaramente anche la sua band sono stati concretamente anche in alcuni contesti di concorsi, giusto? Avete partecipato a dei festival, ne vogliamo parlare? Sì, esatto, abbiamo avuto delle bellissime esperienze, diciamo, tutto è partito un po' dal premio Fabrizio D'Andrea, quando 4 anni fa siamo stati chiamati a Roma alle finali. Da lì è partita un po' la nostra, chiamiamola fortuna, abbiamo vinto il premio Botteghe d'autore a Salerno, abbiamo avuto dei premi a Rock Targato Italia l'anno dopo, poi abbiamo vinto il premio Sottotoni, la compagnia di Donida e altre cosette, insomma. Quindi itineranti, possiamo dire. Sì, assolutamente, assolutamente. Partiamo sì, dal Veneto con esperienze in Veneto, parte tutto da qui chiaramente. Tu sei di Conegliano? Parte tutto da qui. Io sono un po' spostato, sono verso Gagliarine, diciamo, Okay. sono ai confini con il Friuli, e poi siamo un po' tutti misti, c'è chi è da Conegliano, chi è da Vittorio Veneto, sì, copriamo un po' tutta la provincia di Treviso. Ok, allora abbiamo capito che questa non è la formazione originale, quindi tu non hai iniziato con loro, ma ormai suonate insieme da... Aspetta che ti passo il microfono. Però originario di Cison. Oh, beh, allora diciamolo, in un contesto come questo ci vuole anche l'autoctono di Cison di Valmarino, che sicuramente questo è un evento che tu conosci meglio di altri. Assolutamente, sono qua, cioè, sono cresciuto qua, quindi alla fine per me è la prima volta che suono con una band, diciamo, in cui vengo chiamato a suonare, penso neanche senza che sapessero che ero di Cison, quindi insomma... È comunque una prima occasione anche per te in questo caso. Sì, ho già suonato in altri contesti qui, però insomma alla fine è una prima esperienza che per me... È una prima esperienza per quanto riguarda Artigianato Vivo, che appunto l'abbiamo ricordato all'inizio, è alla 39esima edizione. Chissà per l'anno prossimo che cosa accadrà. I 40 anni di Artigianato Vivo, magari ritroveremo anche Massimo Francescon, perché no? Ma guarda, volentieri, noi siamo assolutamente a disposizione. Parliamo anche del contesto musicale a questo punto. Che tipo di proposta musicale potranno ascoltare i nostri ospiti qui a Cison? Allora, il nostro è un cantautorato rock, per il 70% è materiale nostro, canzoni mie, e per un 30% i maggiori cantautori italiani, da De André a Vecchioni, De Gregori, e tutte riarrangiate in chiave rock, perché comunque la formazione è un rock dolce. Abbiamo in previsione, perché io lo so, 10 anni fa più o meno tu hai cominciato a scrivere il primo disco, l'hai inciso, c'è in previsione qualcosa? Ma nel frattempo, visto che appunto c'entravi anche tu con questa, Esatto, con sì. questa esperienza, Diciamolo, ci conosciamo da un po'. da Ormai. un po'.
Abbiamo fatto ho fatto un primo disco da solo, abbiamo fatto un secondo disco che è Cuore Nero, che è quello che presenteremo stasera, e sì, adesso abbiamo già delle basi gettate per un disco prossimo che spero che si concretizzi presto, però ancora un po' prestino per parlare. Spero che con l'anno nuovo si riesca a mettere anche tutto il resto. Bocca al lupo ragazzi, grazie di cuore. Ciao a tutti, grazie. Buona serata. Ciao.